essere. Due vittime lungo strada Battaglia nel Padovano, lo schianto frontale è impressionante, un video shock riprende l'istante dell'impatto, il volo delle due auto, sono due le vittime, giovani. A Monselice perde la vita invece un 31enne, si riprende con il telefonino mentre guida a forte velocità, pubblica il video e poco dopo l'incidente che gli costa la vita. È stata a sangue in casa, ricorre alle cure dei medici ma sceglie di non sporgere denuncia. Ora è sparita nel nulla, è giallo sulla sorte di una 55enne vicentina. Incidente nella notte all'ex acciaieria Riva di Verona. L'acqua provoca una densa nube di vapore e lo spostamento di aria calda. Sono 4 gli operai feriti. Condominio in fiamme ieri a Conselve. I residenti per mettersi in salvo lanciano un materasso e si calano dai balconi annodando le lenzuola. Si salvano così. Puntiamo alla sua sospensione, ma la strada è complicata, così il direttore dell'ULSS trevigiana Benazzi sull'operatrice accusata di simulare i vaccini. Un successo straordinario per la regata storica ieri a Venezia, lo spettacolo della sfilata delle imbarcazioni cinquecentesche e poi la vittoria dei cugini Vignotto per la 15ª volta. Buongiorno e ben ritrovati in diretta con l'informazione di Antena 3, questa è la nostra prima edizione, racconto delle ultime ore. Come avete sentito apriamo da con un weekend tragico sulle strade della nostra regione, in particolar modo nel Padovano con 3 vittime in poche ore. Un incidente sconvolgente, quello lungo strada Battaglia, che è costato la vita a 2 giovani e c'è un video shock di quell'impatto. La pioggia battente e all'improvviso l'auto che piomba contro un'altra vettura che stava arrivando dal senso opposto. Le immagini della telecamera posizionata lungo strada Battaglia hanno ripreso gli istanti della tragedia. L'incidente in cui hanno perso la vita 2 giovani padovani è avvenuto tra sabato e domenica. Alla guida della Citroen C3, che prima è rimbalzata contro il guardrail e poi è finita contro la Lancia Y, c'era Dario Scapin, 31enne di Galliera Veneta. Il ragazzo è morto mentre era solo alla guida, stava tornando verso Padova dopo aver trascorso la giornata al matrimonio di amici. Nella Lancia Y, centrata in pieno, c'erano invece una compagnia di 4 ragazzi. Nell'impatto ha perso la vita Marianna Loro, 27 anni. Era in auto con un'amica e i 2 fidanzati. Tutti e 3 invece sono rimasti gravemente feriti. Strada Battaglia, dopo lo schianto tremendo, è rimasta chiusa per consentire le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco e dei medici del SUEM che hanno tentato in tutti i modi di salvare i 2 giovani. Il video dell'incidente, ripreso dalle telecamere di videosorveglianza, è stato invece inviato in procura per le indagini. E un'altra vittima, dicevamo, nel Padovano, ieri mattina un 31enne si schianta contro un palo, poi si scopre che poco prima si era ripreso alla guida con il telefonino e aveva postato quel video su Facebook. 7:30 di una domenica mattina piovosa, la musica rabeggiante invade l'abitacolo della vettura, al volante c'è Yassin Archi, 31enne marocchino che abita a Bagnoli di Sopra. Ha deciso di filmarsi con il cellulare mentre sfreccia con la sua Alfa 147, sorride, canta, fa smorfie, poi posta il video su Facebook. Saranno i suoi ultimi minuti di vita registrati dall'occhio dello smartphone. Pochi minuti dopo, alle 7:50 lungo la strada provinciale 5 a San Pietro Viminario, strada diversa rispetto a quella mostrata sul video, lo scenario sarà questo: l'auto schiantatasi contro un palo dell'illuminazione dopo essere uscita dalla carreggiata improvvisamente. Un impatto che non lascia scampo al giovane nonostante l'intervento dei vigili del fuoco e del SUEM. Riavvolgiamo il nastro, non sappiamo cosa stesse facendo il 31enne marocchino al momento del tragico sinistro, ma resta la testimonianza inquietante e terribile di quei 2 minuti e mezzo al volante e costantemente distratto dal cellulare per il video. Filma il cruscotto, filma se stesso in una pratica pericolosissima e purtroppo diffusa tra i giovani. La distrazione con il cellulare è diventata la prima causa di incidenti stradali, l'allarme della polizia stradale. Auto senza controllo che possono creare sinistri uccidendo qualcuno o se stessi. Solo un'indagine sulla dinamica della tragedia potrà chiarire se Yassin stesse maneggiando ancora il telefono mentre perdeva il controllo della vettura. Al dolore della sua famiglia restano invece quegli istanti finali della sua vita, ultimi istanti di spensieratezza cristallizzati per sempre in immagini che mettono i brividi.
Altri 2 incidenti nelle ultime ore, una a Concordia Sagittaria nel Veneziano, l'altro a Marostica, causano 3 feriti. Nel Veneziano ha perso il controllo dell'auto che poi è sbattuta contro un muro, si incendia e quindi un ferito, come dicevamo, ma non in gravi condizioni. Adesso a Vicenza, dove è giallo sulla sorte di una donna pestata a sangue in casa, chiede le cure del pronto soccorso, poi sceglie di non denunciare ma sparisce nel nulla. Ci racconta di più in diretta telefonica Vanessa Banzato. Vanessa. Sì, buongiorno dalla redazione di Vicenza, picchiata più e più volte da quello che pensava poter essere il compagno di vita, nonostante i numerosi inviti da parte delle forze dell'ordine a denunciare il suo aguzzino. Lei, una donna di 55 anni, non ha mai voluto saperne, nemmeno l'ultima volta, quando l'ha ridotta allo stremo, rompendole l'osso sacro a furia di bastonate e pugni, riempiendola di lividi su tutto il corpo. La donna è stata curata al pronto soccorso del San Bortolo, ma anche in questo caso non ha sporto denuncia contro l'uomo, si è allontanata dal vicentino, non intende farla pagare a chi l'ha ridotta così. Un amore malato, la polizia sì che può muoversi, però la procura, informata del pronto soccorso con un recesso di 1 mese di prognosi per lei, ha aperto un'indagine d'ufficio. Al personale sanitario aveva dato solo pochissimi riferimenti sulla modalità dell'aggressione prima di far perdere le sue tracce, un'aggressione che potrebbe essere durata giorni e giorni nell'abitazione dove vive il conoscente in provincia di Vicenza. A nulla sono serviti gli inviti, dicevamo, delle forze dell'ordine, per paura, forse per un'idea di amore che non ha nulla a che fare con l'amore. Lei chiede d'essere lasciata in pace. Per il momento è tutto, ricevo la linea allo studio. Grazie Vanessa Manzato, dovessero esserci novità torniamo a collegarci con te. Adesso l'incidente alle ex acciaierie Riva a Verona è accaduto nella notte con una fortissima fuoriuscita di aria calda che ha ferito 4 operai. Un fortissimo boato che ha squarciato il silenzio della notte a provocare il botto, un'esplosione in un forno delle acciaierie di Verona questa mattina intorno alle 4. Immediato è scattato l'allarme, sul posto sono subito arrivati i sanitari del SUEM che hanno soccorso 4 operai rimasti coinvolti nello scoppio. 2 quelli rimasti feriti in modo più grave, trasportati all'ospedale di Borgo Trento. A Borgo Roma invece sono stati ricoverati 2 colleghi che hanno riportato lesioni più lievi. Stando alle prime ipotesi ancora tutte da verificare, all'origine dell'esplosione ci sarebbe stata una perdita di acqua da parte di una tubazione. Il liquido sarebbe poi finito in uno dei forni causando lo scoppio, entrando a contatto con il materiale bollente. Vapore e piccoli pezzi di acciaio hanno quindi colpito gli operai, ma fortunatamente nessuno dei 4 dipendenti sarebbe in pericolo di vita. Sul posto anche i vigili del fuoco. A spasso ieri con il proprio cane tra i boschi, all'improvviso un macabro ritrovamento. Il cane che si allontana, poi all'improvviso si blocca e inizia ad abbaiare, un comportamento che insospettisce il padrone, un ragazzino che raggiunge l'animale. Ma il giovane non può nemmeno immaginare quello che si troverà davanti agli occhi, nascosto tra la boscaglia un corpo in avanzato stato di decomposizione. Dopo lo shock iniziale per il macabro ritrovamento lungo un sentiero sopra le Perdonanze a Vittorio Veneto, il ragazzo lancia l'allarme. Sul posto arrivano i carabinieri, i vigili del fuoco, i sanitari del SUEM. La zona viene isolata, il cadavere di cui non si conosce ancora l'identità recuperato. I militari dell'Arma iniziano a perlustrare l'area vicino al luogo del ritrovamento ed è a questo punto che viene ritrovata a pochi passi una pistola. Gli inquirenti non escludono al momento alcune ipotesi, anche se la scoperta dell'arma poco distante dal corpo potrebbe far propendere per il gesto estremo. Intanto l'esame autoptico potrà fornire importanti informazioni su questo fronte, mentre si aspetta di capire chi sia la vittima. Domenica di paura adesso a Conselve, gli abitanti di un condominio che stava bruciando sono riusciti a mettersi in salvo lanciando un materasso e poi calandosi con le lenzuola. Mentre le fiamme divampavano nel vano scale non hanno pensato 2 volte a gettare un materasso a terra e a calarsi con le lenzuola. Sono riusciti a mettersi in salvo così i residenti di un condominio di via Castello a Conselve. L'incendio si è sviluppato domenica mattina, molto probabilmente il rogo è partito da un quadro elettrico. Prima dell'arrivo delle squadre dei pompieri intervenuti da Piove di Sacco e Padova anche con l'autoscala, alcuni condomini hanno gettato prima un materasso da basso e poi annodando delle lenzuola si sono calati dal
del Poggiolo. Altri condomini invece sono scesi assistiti dagli operatori attraverso le scale e l'autoscala aerea. 2 persone sono state portate in ospedale per le contusioni provocate durante la discesa con le lenzuola. L'incendio è rimasto circoscritto solo al vannoscale, danni da fumo però ci sono stati in un solo appartamento del 3° piano. Sul posto il sindaco del comune e i carabinieri. Le cause del rogo sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Altro violento incendio, questa volta nell'Alta Padovana, a Tombolo, durante la sagra del paese. Un rogo devastante, le fiamme non hanno lasciato scampo al magazzino di mobili in pieno centro a Tombolo, distrutto dall'incendio divampato nella notte tra sabato e domenica. È ancora mistero sulle cause del rogo. I vigili del fuoco arrivati da tutta la provincia hanno impiegato moltissime ore prima di avere la meglio sulle fiamme domate solo nella mattinata di domenica. L'incendio è divampato mentre era in corso la sagra paesana. Completamente distrutto il deposito di 300 metri quadri di via Roma che conteneva mobili e divani e letti imbottiti. Le fiamme hanno provocato il crollo delle travature di legno e delle strutture murarie. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, anche il sindaco di Tombolo e i tecnici dell'ARPAV. Le cause del rogo sono al vaglio dei pompieri e dei carabinieri, che non escludono possa trattarsi di un incendio doloso. E poi l'allarme è scattato a Mestre quando è stato avvistato un 31enne straniero andare in giro per le strade della città armato di accetta. Attimi di panico sabato verso sera in via Querini a Mestre. Gli agenti delle volanti hanno denunciato per porto ingiustificato d'armi un 31enne straniero. Mancavano pochi minuti alle 19 quando alla sala operativa del 113 è giunta la segnalazione di un uomo che camminava lungo la via, brandendo l'accetta e colpendo i paletti che delimitano la pista ciclabile. All'arrivo dei poliziotti l'uomo non si è mostrato per nulla ostile, fornendo le proprie generalità come richiesto. Non si è presentato in stato confusionale né di alterazione. Tra l'altro, dalle testimonianze rese ai poliziotti è emerso che prima dell'arrivo delle pattuglie aveva già consegnato l'arnese ad un passante che gli aveva intimato di smettere. Il 31enne, senza fissa dimora, è stato denunciato a piede libero. 2 feriti invece il bilancio di uno strano incidente all'isola del Torcello a Venezia, quando una barca è impazzita all'improvviso, disarcionandoli in qualche maniera, e poi è andata a finire invece sulla terraferma schiantandosi tra gli alberi. Come impazzito all'improvviso, con il motore a pieni giri nello specchio d'acqua antistante l'isola del Torcello, e i 2 occupanti sbalzati in laguna mentre il barchino imbizzarrito finiva per schiantarsi in terraferma, incastrato tra gli alberi. Il singolare incidente ieri pomeriggio attorno alle 17:30 ha costretto i vigili del fuoco all'intervento immediato per recuperare i 2 naufraghi sbalzati in acqua. Uno di loro è stato medicato, mentre per l'altro sono state necessarie le cure al pronto soccorso per tutti gli accertamenti del caso. Non è ancora chiaro cosa sia avvenuto, se una manovra sbagliata o un improvviso guasto che ha mandato in tilt il controllo della piccola imbarcazione. 2 ore e mezza di lavoro per i pompieri che hanno recuperato il natante e messo in sicurezza l'area nella folta vegetazione. Grande pericolo invece nel pomeriggio di sabato a Conegliano nella Marca per il crollo improvviso di un soffitto, lo vedete sotto i portici del centro storico della città del Cima, come documentano le foto scattate da Antonella Andreula e pubblicate attraverso i social. Un grosso blocco della grandezza di circa un paio di metri si è staccato dal sottoportico di via Cavour, piombando a terra. Per un caso fortuito in quel momento non passava nessuno e quindi non si registrano feriti. Il crollo a pochi passi da una gioielleria. I primi a intervenire sono stati gli uomini della Guardia di Finanza che hanno bloccato il transito ai passanti, quindi i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l'area transennandola. Torniamo a parlare invece delle vaccinazioni obbligatorie a scuola. Sono circa 7.000 bambini che nella Marca dovranno essere sottoposti ai vaccini per essere in regola con la nuova normativa nazionale, mentre il governatore Zaia promette entro la prossima settimana un provvedimento che renda la legge meno coercitiva. Dal FISM Veneto arriva un doppio campanello d'allarme, sarebbero a rischio anche alcuni posti di lavoro. La coordinatrice ha comunicato che 7 bambini su 105 di iscritti hanno deciso i genitori di ritirare i bambini. La scuola materna, come si sa, non è scuola d'obbligo e quindi rimarranno a casa, insomma.
La telefonata ricevuta da Ugo Lessio, se possibile, rende ancora più difficile l'attuale situazione. Un episodio che la FISM si augura possa rimanere isolato, perché se altri genitori, cosiddetti Novax, dovessero agire nello stesso modo, le ripercussioni potrebbero essere pesantissime. Le rette della scuola materna paritaria, quella nostra, quella della FISM, insomma, rappresentano il 65% del bilancio della scuola. La ricaduta economica non è da poco. Molto preoccupante, che direi. Nel caso specifico è quasi 10%, insomma, se mancano 10 bambini su 100 vuol dire che quasi salta una sezione, con le implicazioni anche sul piano del lavoro, perché è evidente che se una scuola ha una sezione in meno licenzia la maestra. A questo si aggiunge una questione di privacy inserita nella circolare ministeriale, da non sottovalutare perché rischia di mandare all'aria il software regionale che dovrebbe incrociare i dati di scuole e ULSS, facilitando il lavoro a famiglie e dirigenti scolastici. Prevede che innanzitutto non possano essere trasferiti i dati sensibili, perché si tratta di sensibili, da scuola a ULSS e ULSS a scuola. Ci deve essere una forma, l'hanno facilitata con la circolare del garante della privacy, quindi le ULSS sono costrette a dare il certificato alla famiglia, la quale a sua volta deve portarlo alla scuola. Come se tutto questo non bastasse, nel paese in cui la burocrazia regna sovrana arriva un ulteriore motivo di preoccupazione, spiega Ugo Lessio, derivante dall'ultima circolare ministeriale emanata per sgravare le famiglie i cui figli iscritti a nidi e materne non sono ancora stati vaccinati, ma che secondo la FISM va invece a complicare le cose. Nel mirino della federazione questa frase in cui si legge che dal 12 settembre non potranno avere accesso ai servizi educativi i minori i cui genitori non abbiano presentato entro l'11 settembre la documentazione. Se accogliamo bambini nella condizione qui scritta, quindi con assenza di documentazione, c'è il rischio che se il bambino si fa male non è coperto dall'assicurazione, quindi la scuola va nei guai. La scuola va nei guai, questa è la novità di oggi purtroppo. Quindi sarete costretti a chiudere le porte a quelle famiglie? Sì. E poi ricorderete il caso di Emanuela Petrillo, l'operatrice sanitaria accusata sia in Veneto, Treviso, che in Friuli, Venezia Giulia, di aver fatto finta di vaccinare centinaia e centinaia di bambini. Su questo interviene il direttore generale dell'ULSS trevigiana, Francesco Benazzi, dicendo che puntano loro come azienda alla sospensione della giovane, ma il percorso è complicato. Il caso Petrillo, come da un po' di tempo la Procura di Udine ha avvocato a sé la parte che competeva alla Procura di Treviso, quindi ringrazio le procure per il lavoro che stanno facendo. Per quanto riguarda la parte amministrativa, cioè la nostra, noi stiamo studiando un percorso per arrivare ovviamente alla sospensione della signora, percorso che è un po' ovviamente irto perché deve essere ben motivato, ma credo che poi alla fine dovremmo arrivare verso questa strada. Sospensione o licenziamento? E questa cosa poi la valuteranno i nostri uffici e gli avvocati. Ci fermiamo per qualche istante, poi altre notizie, tra queste le immagini splendide della regata storica ieri a Venezia. Torniamo in diretta all'informazione di Antena 3 con la nostra prima edizione. Torniamo a parlare adesso del referendum sulla separazione tra Venezia e Mestre, l'appello del coordinamento per il sì a Zaia. Noi chiediamo che il Presidente della Regione dia seguito alle promesse elettorali, ma soprattutto a quello che lui ha ammesso, ha dichiarato nel mancato accorpamento tra il referendum regionale e il referendum costituzionale, che ci dia una data dove noi possiamo dire che si andrà a votare per l'autonomia oggi, domani, tra un anno, tra 2 anni, ma che abbia comunque una fine. I comitati autonomisti per la separazione di Venezia e Mestre chiedono alla Regione una data per il referendum. Il Consiglio regionale del Veneto si è espresso sulla meritevolezza del nostro progetto di legge e ha identificato il bacino elettorale dando delega a Zaia di indire il referendum. Non è in facoltà del Presidente della Regione del Veneto posticipare, soprattutto per questioni giuridiche inesistenti e pretestuose. Il ricorso di Brugnaro non può certamente essere il pretesto per non indire il referendum il 22 ottobre accorpandolo a quello sulla specialità del Veneto. Anche perché l'accorpamento porterebbe un notevole
notevole risparmio di costi. I membri del coordinamento sottolineano poi come solamente i promotori, si tranne Chiaromanni, siano stati gli unici a sollecitare il TAR di accelerare i tempi del giudizio. Se il Comune, la città metropolitana e la Regione fossero veramente interessati a capire giuridicamente se il referendum si può fare o no, anche loro chiederebbero al TAR di accelerare i tempi. Invece siamo stati noi, che siamo contro i quali è stato presentato il ricorso, a chiedere di accelerare. Durante la campagna elettorale, oltretutto, il sindaco Brugnaro aveva preso degli accordi che, sottolinea l'ex candidato di allora Bellati, non sono stati rispettati. L'accordo prevedeva vari punti, per esempio il punto dell'elezione democratica del sindaco metropolitano non è stata rispettata, come l'altro aspetto che è quello che riguarda l'indizione del referendum per la creazione dei due comuni Venezia e Mestre. Ora il grande successo della regata storica ieri ha visto vincitori ancora una volta i cugini Vignotto, per la 15ª volta. 15° trofeo per Rudy e Igor Vignotto, un risultato mai ottenuto da nessuno. Termina così la regata storica di Venezia 2017, andata in scena domenica a partire dalle 16 in Canal Grande. Come sempre uno spettacolo che Venezia vive con entusiasmo all'insegna della festa e della tradizione. Danze con il corteo storico che ha preceduto le varie gare. La sfilata delle tipiche imbarcazioni cinquecentesche, multicolori e con i gondolieri in costume che trasportano Doge, la dogaressa e tutte le più alte cariche della magistratura veneziana, in una fedele ricostruzione del passato glorioso di una delle repubbliche marinare più potenti e influenti del Mediterraneo. Poi le 4 competizioni in programma, suddivise per categorie di età e tipologia di imbarcazione, ed ecco la regata dei campioni su gondolini che sfrecciano in Canal Grande fino al traguardo di fronte alla celebre macchina, scenografico palco galleggiante posto davanti al Palazzo di Ca' Foscari. Ma anche i più giovani, i più piccoli, in gara dai 6 ai 9 anni, hanno attirato con entusiasmo l'attenzione del pubblico. Ora vi ricordiamo la possibilità di contattare Antena 3 se c'è un problema per il quale non riuscite a trovare una soluzione, nessuno vi dà ascolto, cercheremo di raccontarlo insieme, arrivare come tante volte abbiamo fatto in questi mesi alla soluzione appunto del problema stesso. Lo dico ad Antenna, redazione @antena3.it, un numero di telefono fisso per contattarci allo 0422 023 0898, un sms o un WhatsApp al 351 1755 340, potete documentare anche voi stessi questo problema e inviarci foto e video. Vi ricordo gli ospiti delle nostre trasmissioni oggi, tra pochi minuti c'è Ore 13 insieme a Daniela Gregnanin, il titolo sarà Migranti hanno troppe pretese, gli ospiti Vito Comencini, segretario dei giovani della Lega Nord a Treviso, Alessandro Luigi Bisato, segretario veneto del Partito Democratico e Ali Sheknour della comunità islamico-somala di Padova. Argomento simile questa sera a 20:10, ma con il segretario della Liga Veneta, Lega Nord, Gian Antonio Darè, e il sindaco di Silea, Rossella Cendron, che discuteranno questa sera appunto di migranti, e sapete il nuovo bando della prefettura di Treviso che in qualche maniera spinge perché l'accoglienza sia fatta proprio nei comuni che sino ad ora non l'hanno voluta. Resta il tempo adesso per seguire insieme le previsioni meteo. Per noi è tutto, ci rivediamo a partire dalle 18:30. Buona giornata. Inizio di settimana con tempo in prevalenza stabile, ma ancora qualche acquazzone sui monti. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto tempo soleggiato ovunque, al mattino più nubi dal pomeriggio sui settori alpini con locali rovesci e temporali. Continua un ampio soleggiamento sul resto della regione. Temperature massime tra i 19 e i 25 gradi, minime sui 10-15 gradi circa. Spostiamoci ora a vedere la situazione del Friuli Venezia Giulia. Nubi, rovesci e temporali pomeridiani sulle aree centro-settentrionali dell'Udinese e localmente anche sul Pordenonese. Asciutto e soleggiato altrove. Temperature massime in calo tra i 20 e i 23 gradi, minime sugli 11-13 gradi circa. Concludiamo con uno sguardo al Trentino Alto Adige, mattinata con maggiore soleggiamento, nel corso del pomeriggio più nubi con locali rovesci o temporali. Temperature massime attese sui 21-24 gradi, minime previste sui 10-11 gradi circa.
Il mare sarà generalmente poco mosso, i venti deboli da sud sulle zone costiere e moderati al largo. Dal meteo di Antena 3 è tutto, arrivederci.